Aldeno Trambileno. Match non di alta classifica, si sfidano due compagini appaiate a 5 punti, che stentano a trovare la continuità. Chi otterrà la seconda vittoria? E chi la sesta sconfitta? Cristorea Azzurra. Gli ospiti hanno appena trovato il sorpasso in classifica ai danni della squadra di casa. L'Azzurra sta inanellando una buona serie di risultati. Riuscirà la Cristorea a riprendersi e a fermare gli avversari? Dolasiana Montebaldo. Dai numeri sembra un testacoda, piuttosto scontato. 16 punti a 1, 18 gol fatti contro 25 subiti dai locali. La Dolasiana pare in netto svantaggio. Riusciranno i locali a far tacere i numeri e a riscattarsi? Garibaldina Leno. Sfida ad alta tensione quella tra i giallorossi, dominatrice della prima fase di campionato, e la Leno, che non sa più fermarsi appena conquistato il secondo posto. Sarà sicuramente un match entusiasmante. Sacco San Giorgio Volano. Dopo la sconfitta nello scorso match, gli ospiti hanno voglia di trovare i 3 punti in una partita sulla carta molto difficile. Chi spezzerà l'equilibrio e tornerà alla vittoria? Spormaggiore Marco. Il big match di giornata vede i giallorossi sfidare la capolista. Si tratta di due squadre che danno spettacolo e giocano grande calcio. Riusciranno i locali a fermare la marcia dei leader? Valpeio TNT Montepeller. Le due squadre hanno confezionato 7 e 6 punti, ma si tratta di due squadre molto diverse. I locali segnano e subiscono poco, gli ospiti segnano e subiscono di più. Cosa farà la differenza? Ricordiamo di spostare le lancette un'ora indietro, si torna all'ora solare.